Va ora in onda Spazio Più. Buongiorno e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e in particolar modo dello Spazio Più dei Professionisti Imprenditori Uniti, il consueto spazio del martedì dedicato agli imprenditori, alle piccole e medie imprese, ai poveracci che hanno la partita IVA e che devono combattere ogni giorno battaglie terribili per poter sopravvivere in questo nostro paese. Un paese in cui appunto tante volte non ci sono sussidi, non ci sono finanziamenti, anche perché per esempio una volta uno poteva rivolgersi alle banche per chiedere finanziamenti, ma non è che tutti quanti appartenenti al popolo del partito IVA hanno la banca personale, come c'è stato un partito che invece l'ha avuta. Mi riferisco al Partito Democratico che appunto aveva come banca il Monte Paschi di Siena. E voi direte: com'è tutta questa premessa? Perché io sono il solito figlio di mignotta. Quando appunto inizio certe trasmissioni che vanno a interessare certi nervi scoperti che ancora sussistono e persistono e continueranno sempre nel nostro paese, amo colorare la pillola. Insomma, appunto oggi ho qui con me Carlo Maria Persano, che è il mio solito co-conduttore quando dobbiamo lanciare campagne importanti, soprattutto da questa trasmissione. Io lo coinvolgo, anzi forse è lui che coinvolge me. Buon pomeriggio a tutti. Buongiorno Carlo. E abbiamo con noi dall'altra parte del telefono, via appunto via telefono, abbiamo Marco Castelli, che oggi appunto anche lui ha accolto al volo l'offerta appunto di partecipare a questa trasmissione e che però riusciamo a portare avanti grazie alla mitica regia della bellissima regista Natalia, non Natalia. Grazie Natalia, grazie del tuo impegno. Allora andiamo subito al sodo. A chi dobbiamo bastonare a sto giro? Ma non so se saranno bastonate, ma dobbiamo parlare di quello che ormai è diventato conclamato, l'omicidio di David Rossi del Monte dei Paschi di Siena, quel signore che è volato giù dalla finestra. Che è volato giù, che appunto qualcuno l'ha spinto. Sì, pare di sì, perché dalle risultanze... Allora, per 13 anni è andata avanti l'ipotesi che si fosse suicidato. Adesso, rispetto alla dinamica con una nuova perizia, si è capito che non poteva essersi suicidato, quindi qualcuno l'ha spinto fuori di forza, spaccandogli anche un osso e poi tenendolo per le braccia sospeso fuori dalla finestra di un terzo piano e poi mollandolo giù. E appunto sono passati 13 anni da quando è accaduto questo. Son passati 13 anni da quando c'è stato questo suicidio, sì. Questo suicidio, Sì. Scusate, a furia di sentire suicidio, da quando c'è stato questo omicidio, perché quello di David Rossi è chiaro a questo punto che è stato un omicidio. Vogliamo ricordare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, qual era il ruolo che appunto David Rossi ricopriva all'interno del Monte Paschi di Siena? Ecco, è un ruolo che già fa capire perché era una persona che poteva essere oggetto di grosse pressioni. E lui, David Rossi, aveva 51 anni, era un nato a Siena ed era praticamente il direttore della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Era una persona che guadagnava bene, 200.000 € all'anno, visto il ruolo. Il ruolo sostanzialmente in che cosa consisteva? In cosa consiste il ruolo di un direttore della comunicazione? Lui doveva comunicare ai correntisti, ai soci, tutto il mondo esterno, qual era l'andamento della banca. E siccome la banca, stiamo parlando del 2013, era già da qualche anno
che andava parecchio male. Era in sofferenza. Era già in sofferenza, sostanzialmente lui aveva il compito di cercare di tranquillizzare un po' tutti, per evitare, per esempio, che tutti i correntisti corressero agli sportelli e ritirassero, i loro depositi. Quindi era la persona che doveva tranquillizzare un po' tutti in quel periodo, quindi un ruolo molto, molto delicato. 200.000 euro all'anno erano pure pochini. Marco Castelli, tu Sì. accetteresti un ruolo del genere per 200.000 euro? Beh, comunque è un buon punto di partenza, anche perché di solito a quei ruoli lì si accompagnano spesso anche altri ruoli consulenziali, insomma, quindi è diciamo un ruolo che è comunque sia abbastanza ben retribuito e ti permette anche di crearti tutta una rete di contatti. Poi le responsabilità dirette che un ruolo del genere ha, sappiamo e abbiamo visto, anzi scopriremo bene con Carlo oggi, che ovviamente portano con sé un peso che troppo spesso insomma può essere eccessivo, un peso addirittura che ti potrebbe far finire giù dalla finestra, in particolare con una gravità tale da consentirti di cadere prima te al suolo e dopo qualche minuto il tuo orologio, no Carlo? Sì, giustamente, sì, la perizia ha stabilito anche questo, perché son stati molto attenti al balenio dell'orologio mentre veniva giù e hanno stabilito appunto che è caduto dopo di lui. Sì. Evidentemente era un orologio non di marca, non famoso, No, Sì, non non del prezioso. ruolo che insomma ti porta a toccare il suolo, insomma evidentemente un po' troppo presto rispetto al tempo. Ecco, Sì, no, io ho fatto la battuta che avvelenati come erano lì al Monte Paschi di Siena, quelli che gli hanno girato intorno per tanti anni, sicuramente si sarebbero anche fottuti l'orologio, insomma, perché Sicuro. ora nel corso di questa trasmissione scopriremo tante altre chicche che ci porteranno appunto ci faranno conoscere che cosa ha prodotto, per esempio, quei tanti debiti che appunto il Monte Paschi di Siena aveva accumulato in tanti anni, che mi pare che siano stati pagati con soldi nostri, nella misura di quanti miliardi? Alla fine son stati 25 miliardi, miliardo più, miliardo meno. Di euro, giusto? Di euro, sì, di No, no, euro. di lire. No, no, di euro, di Che euro. non erano poche, manco 25 miliardi di lire, però di euro. Sì, se consideriamo, il maggior scandalo che c'è stato nei decenni passati, che è stato quello del Banco Ambrosiano, il Banco Ambrosiano fece un buco di 2.000 miliardi di lire. 25 miliardi di euro sono l'equivalente invece di 44.000 miliardi di lire contro i 2.000 del Banco Ambrosiano. Questa tua precisazione mi riporta alla mente che tutti quelli che hanno avuto a che fare col mondo delle banche e della finanza poi fanno una brutta fine. Davide Rossi l'ha fatto precipitando da una finestra. Michele Sindona, perché c'era Michele Sindona in mezzo, si è preso un caffè andato a male mentre stava detenuto. Sì, quando ci sono interessi così importanti di mezzo, e i più importanti di tutti, come abbiamo visto dalle cifre, sono proprio quelli del Monte dei Paschi di Siena, è chiaro che il pericolo incombe, questo è ovvio. Per cui 200.000 euro diventano magari, non dico tanti, ma giusti finché la banca va bene, finché non c'è una voragine di perdite, e diventan pochi quando devi intervenire e giustificare una voragine di perdite. Quali mosse si apprestava a compiere Davide Rossi per avergli procurato questa attenzione che l'ha portato a cascar giù da una finestra o Allora, essere buttato giù da una finestra? lui diciamo che era, già parecchio inquieto di suo, perché evidentemente non è così facile, dover tranquillizzare tutti su tutte quelle perdite, tutte quei crediti che erano diventati insolvibili. Quindi già di suo era molto, molto agitato, direi anche giustamente molto agitato.
lui è precipitato giù il 6 marzo del 2013 e il 19 febbraio, sempre del 2013, quindi pochissimi giorni prima, aveva ricevuto una perquisizione da parte della Guardia di Finanza sia nella sua abitazione che nel suo ufficio. Ovviamente questa situazione gli aveva fatto capire che poteva essere un momento in cui le cose stavano per precipitare e lui sostanzialmente, stava cercando di prendere contatto coi magistrati di Milano, che erano quelli competenti per quanto riguardava la situazione del Monte dei Paschi, in quanto il Monte dei Paschi, essendo quotato in borsa a Milano, come sede giuridica aveva Milano. Oltre al fatto che il pool di Milano che indagava su reati economici era comunque considerato il migliore in Italia, con la gente più esperta, perché adesso quando andremo un po' immagino nel dettaglio per capire come si è evoluta negativamente questa situazione, vedrete che insomma qualcosa da capire c'era, e magistrati esperti non guastavano sull'argomento. Quindi lui voleva farsi ascoltare dai magistrati di Milano e Vogliamo ricordare i nomi di questo pool di magistrati di Milano? Così. Salvini era quello sostanzialmente il GIP. Mm. Poi l'altro pool sono 5 o 6 nomi che han ruotato intorno a quest'inchiesta, quindi sì, i nomi li abbiamo, ma non, voglio dire, è stata una rotazione di persone che tutte quante comunque hanno avuto una notevole attenzione. David Rossi aveva percepito questa attenzione e quindi voleva andare da loro con una lista nera di nomi che circolava all'interno del Monte dei Paschi di Siena. No, questa è una piccola curiosità mia. Io sono sempre molto curioso, soprattutto quando le cose interessano quello che è il mondo dei giudici. E in effetti a Milano abbiamo sempre avuto giudici che si sono sempre spinti in indagini anche per tanti anni. In effetti il giudice Salvini era la persona più indicata, perché è stato quello che... Lui era il GIP e poi Sì, c'era tutta una sfilza di procuratori, 5 o 6, che erano considerati il top a livello nazionale su questo tipo di indagine. Certo. Ho capito. E vabbè, insomma, praticamente, cioè lui secondo te cosa stava cioè lui voleva appunto conferire con i giudici, far avviare un'indagine, anche prepararsi lui il sedere, diciamo, da quella che era una situazione in cui stava precipitando la questione. Ma sostanzialmente quale scenario si stava prefigurando? Si stava prefigurando uno scenario dove c'erano degli amministratori, tutti gli amministratori che si erano succeduti all'interno del Monte dei Paschi in quegli anni roventi. Stiamo parlando dal 2012, forse anche 2011, sicuramente dal 2013 al 2017. Quindi c'era tutto un numero di amministratori, di direttori generali, probabilmente anche di vice direttori generali. Sostanzialmente c'era una trentina di persone che erano poi le persone che avevano autorizzato l'erogazione di questi crediti. Ti posso fare una domanda? Però ti faccio la domanda, però dopo passiamo subito alla una telefonata che abbiamo in linea. Ma per quale motivo il Monte Paschi di Siena era considerato la banca del Partito Democratico? Può essere che tanti di questi funzionari, alti dirigenti venissero da quella schiera, da quell'ambito? No, è ancora più semplice la risposta. Sì, probabilmente simpatie forti c'erano e amicizie anche, ma la risposta è molto più semplice, che da quando sono subentrate le fondazioni
che son diventate le proprietarie delle banche, la Fondazione del Monte dei Paschi di Siena era la proprietaria del Monte dei Paschi di Siena e nominava gli amministratori del Monte dei Paschi di Siena. La Fondazione del Monte dei Paschi di Siena era formata in quegli anni da il Comune di Siena, la Provincia di Siena e la Regione Toscana, che Tutti se quanti del PD. uno va a vedere in quegli anni, capisce che vede che sono tutti nomi e son lì da vedere, basta andare sul web, son tutti nomi noti di persone. Evidentemente David Rossi non apparteneva a quella schiera di Greganti, come cavolo si chiama quello, di Primo Greganti, che fu l'unico coinvolto in Tangentopoli e che non se la cantò. Perciò praticamente tutti i partiti, quasi tutti i partiti pagarono il dazio per Tangentopoli. Il Partito Comunista Italiano no, perché appunto Primo Greganti si tenne le cose che sapeva. Evidentemente non avevano fiducia del povero David Rossi. Comunque, prima di proseguire, abbiamo un ascoltatore in linea. Diamo la parola ai nostri ascoltatori. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buonasera Lisetta. Buonasera Lisetta. Io cambio argomento se non vi dispiace. Un pochino sì, Lisetta. L'importante è che... Il caro energia, perché pagano sempre le famiglie, ragazzi. Allora, la velocità di aumento dei carburanti alla pompa è più veloce, secondo me, della velocità della luce. Possibile che le compagnie petrolifere, secondo me, che dei dati ufficiali hanno scorte di petrolio, approfittino ignobilmente delle speculazioni, e lo stesso vale per il gas. Il governo non interviene perché ad ogni aumento corrispondono maggiori entrate tributarie. Pagano i lavoratori, naturalmente, ovvero chi usa l'auto per spostarsi ogni giorno. Le imprese scaricano i costi e l'IVA pertanto per loro non influisce più di tanto. Grazie signora Lisetta. Guardi, io ne so qualcosa perché sono sceso a Roma settimana passata. All'andata il pieno mi è costato 60 euro, al ritorno ne ho pagato 73, non riesco a capire come. Però appunto stiamo parlando, in effetti, questo è un problema, è una realtà, perché appunto in situazioni come queste ci sono sempre i soliti che ci lucrano, che ci guadagnano. Infatti noi oggi l'argomento nostro è quello del Monte Paschi di Siena e qua appunto stiamo parlando di 21 miliardi di euro e quelli li abbiamo cacciati fuori noi. 25. Sì, sì. E stavo appunto, sì, praticamente mi hai risposto, insomma, la fondazione che era tutta fra comune, regione e provincia. Quelli le cose quando le fanno bene. Ripeto, io ho fatto l'accenno a Tangentopoli, dove appunto l'unico partito che è rimasto fuori da quello che fu tutta la tarantella di Tangentopoli fu il Partito Comunista Italiano. Queste le cose quando le fanno bene. Ma tra l'altro secondo me non è che le hanno fatte neanche tanto bene, perché adesso lo vedremo. Tangentopoli o Monte Paschi di Siena? Nel Monte dei Paschi di Siena. Per questo che noi stiamo facendo la trasmissione oggi. Marco Castelli, cosa hai da dire tu? No, volevo aggiungere che anche il Movimento Sociale Italiano, per altri motivi, se non sbaglio, non era stato coinvolto in Tangentopoli. Ecco, diciamo che sì. Però sicuramente sono... È merito, ecco, dell'essere integerrimi di chi non è stato coinvolto. C'è anche da dire che il Movimento Sociale non ha mai rivestito ruoli di potere, a differenza di tutti gli altri partiti, e non a caso la provincia di Siena, la regione Toscana, il comune di Siena, se si va soltanto a vedere velocemente su internet lo storico degli amministratori che insomma negli anni si sono susseguiti, non è soltanto negli anni di interesse di David Rossi, ma è praticamente di tutta la storia repubblicana, che insomma i nomi dei partiti sono quelli, quindi è giusto ed è naturale considerarla la banca del PD, con una semplificazione giornalistica, però viene considerata tale proprio perché il centro di potere territoriale è, dal dopoguerra a oggi compreso, di fatto appannaggio della sinistra. Sì, esatto, sicuramente sul Monte dei Paschi di Siena c'era questa condizione. E perciò quali erano i reati che emergevano appunto da
questa cattiva gestione? Vogliamo citarne qualcuno? Ecco, qui adesso bisogna entriamo in una parte, in un'area dove c'è un minimo di complessità che va capita. Se io sono rimasto ancora al 628 CP, che era la rapina a mano armata, cioè, forse i rapinatori erano più onesti in questo senso. Questi... sicuramente prendevano meno soldi di questi. Ne convieni anche tu, Marco? Rapine da miliardi di euro non ne ho mai sentite. No, poi comunque erano rapine che colpivano un'istituzione. Questi veramente... Qualche milione. Questi veramente hanno sono colpito... 1.000 milioni. 10.000, 20.000 milioni. Quindi sostanzialmente la situazione è stata questa. Allora, qual è la configurazione del reato? Parliamo di un'azienda normale, non di una banca. Se un'azienda normale ha perdite tali nel suo bilancio, per cui ha perso tutto il capitale, mettiamo un'azienda che ha un capitale di 50 milioni, ha perdite per 49, 51 milioni, è in fallimento tecnico, ha perso tutto il capitale. Questo è un'azienda normale. Cosa succede in quei casi? Succede, cerco di essere quanto più comprensibile possibile, succede che o qualcuno immette immediatamente del capitale, cioè ripiana, come si dice in gergo, le perdite, e immette immediatamente del nuovo capitale, e quindi l'azienda, diciamo che ritorna in equilibrio, in bonis, si dice dal punto ritorna diciamo pure in equilibrio e può continuare la sua vita. Se nessuno immette del nuovo capitale, ma immette con una certa urgenza, qui stiamo dicendo, cosa devono fare gli amministratori di quell'azienda? Devono prendere i libri di quell'azienda e portarli in tribunale, dicendo al tribunale: noi non siamo ancora falliti perché nessuno ha ancora chiesto il nostro fallimento. Però siccome abbiamo perso tutto il capitale e questo potrebbe succedere da un momento all'altro, portiamo i libri a voi, alla sezione fallimentare, che giudicherete qual è la cosa migliore da fare per noi. Quindi sostanzialmente cosa succede? Succede che se tu hai perso tutti i capitali, se l'amministratore è obbligato a portare i libri in se tribunale. Non lo fai, incorri nel reato di... Adesso lo vediamo. La cosa peggiore in questa condizione è se qualcuno ha capitale perso dell'azienda, fa uscire dei soldi dall'azienda di qualsiasi natura, perché quell'uscita viene considerata una distrazione di fondi dall'azienda, e quella distrazione di fondi diventa molto grave perché praticamente tu stai sottraendo quei soldi dalla massa dei creditori che poi chiederanno di essere ripagati da quell'azienda, o dall'azienda stessa o dal tribunale. Quindi se tu hai preso dei soldi e li hai portati fuori in qualche maniera, hai commesso un reato di bancarotta fraudolenta. Quindi la bancarotta fraudolenta è questo. Che non è meno grave della rapina a mano armata in banca, cioè, diciamolo. Non è meno grave perché la bancarotta fraudolenta in casi di particolare gravità, e 25 miliardi sono facilmente da considerare casi di massima gravità, prevede 10 anni di galera, più un aggravante che può essere ancora di un terzo, quindi arriviamo a 13 anni, più cosa succede? Succede che se questa operazione è stata organizzata da un certo numero di persone, un numero di persone che è superiore a 3, 4, 5, 6. Diventa un reato associativo con tutte le varie aggravanti. Diventa un'associazione a delinquere. Quindi hai 13 anni
di cui abbiamo appena parlato, se ne aggiungono altri 6. Quindi questa situazione, cioè se uno porta fuori i soldi da un'azienda che è in fallimento, un'azienda importante, porta fuori soldi tanto importanti, molto importanti, con un numero di persone coinvolte molto importanti, rischia quegli anni di galera, quindi rischia una pena importantissima. Tu prima No, parlavi fammi finire. Lo stesso vale per una banca. La banca in questo caso, anche in questo caso, è come un'azienda normale. Se uno porta fuori soldi dalla banca, anche prestandoli a un cliente, e la banca è in condizioni di fallimento tecnico, si crea una potenziale situazione da bancarotta fraudolenta, e se sono coinvolte tante persone, i promotori rischiano, come abbiamo detto, fino a 20 anni, gli altri partecipanti rischiano fino a 14 anni. Fammi fare un attimino sempre quello malizioso. Qui stiamo parlando di solo all'interno della banca, se contiamo i vari gruppi di amministratori e i vari comitati, stiamo parlando più o meno di una trentina di persone. E perciò appunto in questi reati quando succedono queste cose, in questi reati sono sempre implicati più persone. Cioè... Non sempre. Non sempre, perché può esserci anche un singolo che si mette si mette d'accordo con un esterno ed è solo lui a farlo. Allora, dato che mi risulta nelle varie trasmissioni, nelle varie volte che abbiamo parlato del Monte Paschi di Siena... No, fammi dire una cosa. Per essere precisi, nel Monte dei Paschi di Siena l'importante era evitare che questo fallimento tecnico, in costanza di un fallimento tecnico, ci si fosse creata una distrazione di fondi. Quindi era impellente che qualcuno intervenisse per versare il capitale, perché se non subentra il fallimento non si può parlare di bancarotta fraudolenta. Questo deve essere chiaro. E se non subentra il fallimento si può continuare con questa tarantella all'infinito, perché comunque sia mi pare che la Monte Paschi di Siena in questa situazione ci sia stata per tanti anni. Sì, ma perché qualcuno ci ha messo i soldi. Sì, perché qualcuno... Perché non vai avanti con la tarantella se qualcuno non mette dentro i soldi, perché se non metti dentro i soldi prima o poi si crea che tu non hai i soldi da restituire, si crea l'insolvenza. Però secondo me chi mette i soldi lo fa perché appunto comunque c'è sempre un guadagno maggiore nell'immediato futuro. Sì, peccato che in questo caso i soldi li ha messi lo Stato. È meglio, nessuno ha rischiato niente. D'altronde noi viviamo in un paese in cui però ci sono non gli imprenditori, ma i prenditori. Lo Stato in quegli anni era il governo era il PD. Però adesso siamo alla fine della prima metà, lasciamo un attimino in sospeso la cosa, così la gente che è interessata a sapere chi è sta ancora con noi. Pubblicità. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Rieccoci, sempre Radio Libertà e sempre lo spazio più del martedì pomeriggio. Mimmo Magnetta in console con Carlo Maria Persano, al telefono abbiamo il nostro Marco Castelli. Ci sei ancora, Marco? Sono qui, che ascolto molto interessato, che stiamo arrivando un po' al culmine, cioè dove c'è la ciccia. Volevo soltanto, nel frattempo che ascoltavo Carlo, Sì. ero andato a controllare quelli che sono stati veramente i sindaci, i presidenti della provincia, i presidenti della regione, e dalla Repubblica a oggi c'è stato due episodi molto brevi, tra l'altro, di presenza democristiana. Tutto il resto è inerente alla sinistra, e per il comune da segnalare che dal 2018 ci sono due sindaci indipendenti più inerenti e sostenuti, insomma, dai gruppi di centrodestra. Tutto il resto è segnato di rosso negli elenchi, perché fanno parte appunto di tutta quell'area politica lì. Questo è giusto per confermare il fatto che non è semplicemente un sistema di potere che si è andato a costruire negli anni di David Rossi, ma la debacle di Monte dei Paschi di Siena, che si è rischiata negli anni, che poi David Rossi ha dovuto pagare con la vita. Insomma, sono stati giusto un episodio, ma è il frutto come sistema di potere di anni di consolidamento del potere della sinistra, sia nella regione toscana, sia nella provincia che nel comune. Ecco. Sì, bravo Marco che hai sottolineato questo aspetto, perché in effetti ci fu una sorta di rifiuto dopo il 2017, quando emersero tutte queste voci e queste conferme di tutte queste perdite. Ci fu una sorta di rifiuto da parte della cittadinanza, che prima aveva dato mani, cuore, pancia alla sinistra, e dopo aveva capito che cos'era successo. Sì, ecco, e chiudo in frettissima. Questo è proprio da segnalare, che nel comune c'è stato questo tipo di cambio, nella regione no, ad esempio, nella provincia no, e non è tanto, è evidente la responsabilità politica per Monte dei Paschi di Siena, per quello che ci hai spiegato te, per quello che si può verificare con due facilissimi click, ma questo secondo me è ancora più interessante se si va a capire che è un sistema di potere che ha da un lato messo le mani in pasta su Monte dei Paschi, dall'altro si è fatto eleggere, nel senso che è evidente che il territorio ha provato a essere coinvolto e a coinvolgere i politici all'interno di un sistema di potere. Quando è saltato fuori il bubbone, giustamente nel comune di Siena abbiamo visto che sono 2 mandati in cui il Partito Democratico non ha appunto il sindaco. Regione, provincia, oggettivamente no. Ecco. Aggiungerei anche il PD a livello nazionale, perché alla fin fine furono i vari Renzi, Gentiloni, e poi, udite udite, anche il Conte, il governo Conte, alla fin fine è stato quello che ha tirato fuori più soldi per salvare il PD, da un disastro di immagine nei confronti degli italiani, perché fu il governo Conte che votò perché 8 miliardi di crediti marci venissero accollati allo Stato. Quindi ci fu, secondo me, una reazione troppo blanda da parte di tutti i partiti, mi permetto di dire, perché di fronte a una voragine di quel tipo che si andava formando, era giusto, per un senso di giustizia nei confronti degli italiani, attaccare duramente.
era giusto attaccare duramente e cercare di portare la notizia a tutta l'Italia, visto che poi sta cosa è durata anni, è durata almeno dal 2013 al 2017. Ma fa particolarmente specie la presenza dei 5 Stelle, perché i 5 Stelle in quel periodo erano quelli immacolati, siamo i più onesti di tutti, siamo i più bravi di tutti, e poi gli danno 8 miliardi zitti, perché sostanzialmente accollandosi i crediti che tecnicamente vengono definiti marci, c'erano 18 miliardi già nel 2013 di crediti definiti marci, poi compensati in parte con i versamenti di capitale, e poi 8 miliardi con l'accollo diretto. 8 miliardi è la cifra più alta di tutta la somma per salvare il Monte dei Paschi, per salvarlo, che fu pagata da Conte. Fu pagata dal governo Conte. Fu lui che prese 8 miliardi dal Monte dei Paschi e li accollò a una società, l'AMCO, di proprietà del Ministero del Tesoro, il suo Ministero del Tesoro in quel momento, che si accollò questi 8 miliardi di crediti marci. Quindi c'è stata poca sensibilità da parte di tutti, ma il paradosso è che quelli che dicevano di essere i più onesti di tutti sono quelli che hanno dato la zampata più grossa con quegli 8 miliardi. E questo è poco risaputo comunque. Esatto. Io non l'ho letto da nessuna parte. Cioè, quando spunta fuori un argomento ne parla in una maniera... Il secondo governo Conte, 5 Stelle e PD. Quello col PD esatto, al governo. Esatto. Quindi, scusami Carlo. E quindi sarà stato quello l'accordo di governo. Tu mi salvi e io ti do i voti. Parte dell'accordo di governo, sono d'accordo, e poi raccontaci, poi vai avanti a raccontarci bene le cose, ma questo è evidente, se mi sembra che anche te sia d'accordo sul fatto che era parte dell'accordo di governo per fare poi il re impastone con il governo giallorosso. In seconda battuta è la suddivisione dei centri di potere. Noi lo immaginiamo, ma sta in qualsiasi logica pensarlo. Ecco, bravo, ovviamente poi noi non possiamo fare altro giustamente che immaginarlo, ma se vi ricordate, ai tempi c'era Claudio Borghi Aquilini, che era, se non sbaglio, proprio nel collegio elettorale di Siena, comunque della Toscana, che era uno di quelli che insomma denunciava il più possibile questo sistema legato a MPS. Adesso non ricordo esattamente se aveva aggredito verbalmente, cioè politicamente, il discorso degli 8 miliardi dati da Conte per i crediti inesigibili, però se non sbaglio era uno dei pochi che insomma sollevava la questione. È altrettanto evidente, secondo me, che proprio questo sistema Toscana fosse abbastanza radicato, per cui anche molto difficile da scardinare, soprattutto se non supportata da un'azione molto forte della magistratura, a partire sia dai conti, come ha spiegato bene Carlo, sia poi per l'omicidio di Davide Rossi, che nonostante fosse almeno un'ipotesi plausibile sin dall'inizio, è solo ultimamente che viene considerato tale. Quindi anche tutto un Vabbè, perché la perizia è uscita 10 giorni fa, la perizia. Sì, solo 10 giorni fa, oserei dire, dopo 13 anni. Però Carlo, mi ricordo che ho fatto io le puntate sull'orologio facendo dell'ironia macabra, c'erano abbastanza elementi pubblici di pubblico dominio per quantomeno sospettare la cosa, ecco. Ci sono voluti 13 anni per determinare l'ovvio. Sì, comunque sono d'accordo. Parla anche di depistaggi, parla anche di connivenze su più livelli per tutelare un sistema di potere territoriale molto radicato. E sono d'accordo con te che purtroppo bisognava supportare Borghi, il senatore, credo sia senatore, giusto Borghi? Sì. Bisognava supportare Borghi in maniera più adeguata, perché in effetti questa cosa... Sì, c'è ancora tempo, perché ci sono ancora indagini da fare. Dopo, se abbiamo tempo, nelle domande vedrete che ci sono ancora indagini da fare
e c'è ancora da scoprire un marasma dal coperchio. Io mi ricordo che era ai tempi, appunto, prima di Mani Pulite, prima che scoppiasse Mani Pulite, c'era un vezzo in Italia che era quello di chiedere un fido in banca e poi investirli in bot, in buoni del tesoro, insomma. E praticamente uno pagava alle banche il 2% di interesse e ne pigliava il 10% comprando i bot, no? Ma di tutti questi 25 miliardi di euro che sono spariti dal Monte Paschi di Siena, penso che parecchi siano andati anche, come sono stati distribuiti? Ne hanno presi anche tanta anche gente semplice, perché di solito in Italia per fare certe cose fanno mangiare i grandi ma mangiano anche i piccoli. Cioè, da qualche parte potrà venire fuori un elenco, cioè si potrà sapere chi sono quelli che si sono, perché mi pare di aver sentito da qualche parte che tanti soldi sono stati dati e poi non sono stati più restituiti. No, quello non è che hai sentito da qualche parte, è proprio quello che è successo. Hanno dato i soldi e non sono stati restituiti, ma normalmente quando vengono dati i soldi, la banca si cautela con delle garanzie. Le garanzie sono state chieste? È proprio quello che resta, secondo me, un argomento ancora caldissimo. Perché allora togliamo tutti i piccolini, ma dico piccolini, togliamo tutti quelli che hanno preso da 1 milione in giù. Stiamo parlando di 20-21 miliardi, quindi possiamo tranquillamente togliere quelli che hanno preso da 1 milione in giù, anche se voglio dire non è che rappresenti così bene una persona, uno che sa di prendere 1 milione e sa già che non lo restituirà perché c'è una certa atmosfera. Quindi, però togliamo tutti quelli da 1 milione in giù. Tutti quelli da 1 milione in su, per la banca, per erogare questo prestito, stabilisce dei comitati che sono fatti da un certo numero di dirigenti che portano in consiglio la proposta di erogare il prestito al cliente. In questi comitati viene stabilita la cifra e vengono stabilite le cautele, quindi tutte le tu Mimmo prima parlavi che per avere un prestito in banca ti chiedo anche la firma della nonna. Sì. Bisognava capire quali erano queste cautele. Se noi oggi la commissione d'inchiesta va a prendere tutti i verbali dei comitati dal, direi, 2011 in poi, dei comitati che hanno stabilito l'erogazione da 1 milione in su, prendi tutti i verbali dei comitati e dei comitati che hanno erogato crediti che non sono stati restituiti, non tutti i crediti che sono stati erogati, solo quelli che non sono stati restituiti. Vai a prendere tutti i verbali di questi comitati, vedi le persone che erano all'interno del comitato, vedi le aziende o le persone fisiche che hanno ricevuto quei soldi e quale tipo di garanzie erano state richieste, se erano garanzie effettive o erano dei fantasmi. Dopodiché lì hai in mano tutta una lista di nomi e li vai a interrogare tutti uno per uno, dicendogli che chiaramente la bancarotta fraudolenta, abbiamo detto che deve fallire la banca e loro hanno fatto di tutto perché non fallisse, mentre l'azione, adesso ne parliamo, di Davide Rossi poteva farla fallire. Quindi il momento delicato è stato lì, ma già comunque ancora oggi parliamo di falso in bilancio, aggiotaggio, appropriazione indebita, truffa aggravata e associazione a delinquere. Cioè tutti potenzialmente potrebbero essere colpevoli di questo tipo di reato. Quindi non è che non vengono puniti con bruscolini di anni di galera, cioè non è che gli danno 2 giorni o un mese. Non solo. Sono reati seri
Se risultano situazioni di questo genere, si deve indagare sui loro beni e confiscare anche i beni. Quindi Io però c'avranno... io la vedo grigio, perché noi abbiamo avuto uno Stato che ha risarcito, chi sono quei Benetton con 9 miliardi rotti, quelli che praticamente non hanno Sì, fatto non loro direttamente, le loro aziende. non hanno i dovuti controlli sul ponte Morandi, non hanno fatto e sono morte ben 43 persone. Invece che Dovuti prenderli, controlli lo deve stabilire ancora il Tribunale di Genova, però sicuramente prima di erogare i 9 miliardi si poteva attendere la sentenza del Tribunale di Genova, perché se adesso il Tribunale di Genova stabilisce che c'è stata della negligenza, vale a riprendere quei 9 miliardi. noi abbiamo avuto tante aziende, non voglio fare nomi durante questa trasmissione, che per l'interesse degli azionisti hanno preso beni presi appunto dal finanziamenti pubblici e li hanno portati all'estero, perché loro dicevano che appunto io devo garantire l'interesse degli azionisti, frega cazzi, passatemi sto francesismo, se i soldi che mi ha dato lo Stato italiano per ripanare certi debiti, poi invece prendo li mando da un'altra parte. Questa è distrazione di fondi o esportazione di... Cioè, non sto qua a elencare i numeri di reati che questi hanno fatto queste porcate in cui possono incorrere. Ripeto, l'Italia è il paese in cui appunto il potente che sbaglia e fa morire tanta gente, invece che essere bastonato, viene pure premiato. Non è più una terra seria. Io mi ricordo in Italia in cui se uno commetteva una cosa del genere doveva andare latitante, e c'è stato uno che è stato latitante in Libano. Io questi li vorrei latitanti in Libano oggi, anzi li manderei anche latitanti a Gaza se possibile. Allora, vediamo, perché non l'abbiamo ancora detto ed è una cosa molto importante. Cosa c'entra David Rossi in tutta questa situazione? Dove inceppava l'ingranaggio David Rossi? Allora, se David Rossi andava dai giudici con quella lista di nomi, che poi la lista di nomi non è altro quello che abbiamo detto, i nomi che appaiono in quei comitati, quindi sia di chi ha erogato il credito, sia di chi ha percepito il credito. Se Davide Rossi andava con quella lista di nomi di crediti marci dai magistrati di Milano, cosa succedeva? Succedeva che i magistrati di Milano in quel momento non davano molto probabilmente non davano più il permesso della ricapitalizzazione della banca così come è stata poi effettuata. Perciò scattava la bancarotta e scattavano tutti quelli. Non ancora, però intanto non succedeva quello. Poteva quindi poi scattare quello che stiamo dicendo, che stai dicendo giustamente. Quindi cosa si poteva fare? Perché tanti oggi si nascondono dietro così l'intervento sociale, dicendo ma si poteva far fallire una banca, mandare a spasso 25.000 dipendenti, far sequestrare i conti correnti dalla BCE tramite il criterio di bail-in, cioè di prelievo dai conti correnti per questa situazione. Non doveva succedere, non sarebbe successo quello. Sarebbe successo un'altra cosa, che i giudici avrebbero messo in liquidazione la parte della banca con i crediti marci. Quindi lasciavano la banca al Monte dei Paschi coi suoi amministratori e i crediti marci da una parte, e aprivano un'altra banca con lo stesso nome a cui conferivano i beni, facevano assumere i dipendenti, lasciavano gli sportelli intatti, magari non cambiavano neanche il nome, non lo chiamavano neanche Nuova Monte dei Paschi, la chiamavano Monte dei Paschi Attiva. Sarebbe stato un bis, perché il Banco Ambrosiano, quando scoppiò il bordello, divenne il nuovo Banco Ambrosiano.
Quindi sostanzialmente come dice Zalone qua, in un film appunto in cui prima lavorava in ufficio che trattava della forestale, cose varie, che il nome dell'ufficio cambiò la dicitura, però le cavolate che facevano prima continuavano a farle, cioè in questo in caso Italia non no, cambia mai in niente. questo caso cambiava invece. Eh. E non va bene il paragone, scusami, perché in questo caso cambiava molto, perché che cosa succedeva? La nuova banca continuava a lavorare pulita, salvaguardando tutti i conti correnti dei correntisti, salvando gli stipendi dei dipendenti, andava avanti come se niente fosse, come sta andando avanti adesso. La vecchia banca, in termine tecnico si chiama o bad company, nel nostro caso bad bank, quindi banca cattiva, rimaneva con i suoi amministratori e i crediti inesigibili. Quindi se poi quei crediti realmente non venivano riscossi, Ne rispondevano loro in proprio. no, a quel punto falliva e a quel punto si creava la bancarotta fraudolenta. Perché andavano a vedere come erano stati erogati e in che tempi erano stati erogati quei crediti. Quindi se scoprivano che quei crediti erano stati erogati in costanza di capitale perso, bancarotta fraudolenta. Però questo non è successo, però alla luce delle nuove rimostranze... Ma se andava David Rossi, rischiava di succedere questo. Beh, però appunto noi stiamo... Scusate, il movente alla luce di questo mi sembra molto cristallino, quantomeno, o quantomeno lo si può definire plausibile, tutto ciò per il movente di quello che poi abbiamo finalmente scoperto essere un omicidio. Cioè non è una baggianata, cioè, se David Rossi parla è ipotizzabile seriamente la bancarotta fraudolenta, quindi tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso non dico che rischia di saltare, però comincia ad avere un bello scossone. Quindi, se Marco, o qualcuno ci trovi un movente più grosso di questo. Cioè, è difficile però. E comunque al di là poi di questa, di come si è evoluto il discorso dell'omicidio di Davide Rossi, comunque emerge dai nostri discorsi una condotta criminosa. E io penso che se non lo fanno i giudici, che appunto hanno altro a cui pensare in questo momento, sia i giudici che i pubblici ministeri. Ma più pensare che di una cosa così? Ah, tu dici perché c'è il referendum. Dato che c'è il referendum il 22 e il 23 marzo e noi invitiamo tutti quanti ad andare a votare e votare chiaramente sì, ripeto, se i giudici appunto non lo fanno, non c'è nessun pubblico ministero di Milano, perché tu hai detto che la competenza per quanto riguarda il Montepaschi di Siena tocca a Milano, perché appunto Montepaschi è in borsa. Sono ancora in tempo per fare tutto. Ma appunto il discorso è questo, però vedi, io il venerdì conduco una trasmissione assieme a Federico Sparacazzate e Antonio Fellone che parla della giustizia, no? E noi appunto lamentiamo in queste trasmissioni del venerdì la carenza d'organico, il poco personale, le poche risorse, una cosa o l'altra. Ecco, a Milano già stanno inguaiati per portare avanti quelle che sono le normali azioni giudiziarie che devono portare avanti da tanto tempo. Se si devono interessare di una cosa del genere, quando cominciano mai? Cioè dovrebbero avere una nuova linfa, cioè dovrebbero arrivare nuovi pubblici ministeri, nuovi avvocati, nuovi giudici. Il pool è anni che sta indagando. Sì, ma deve aumentare. Non è che deve partire da zero. Sì, no, ma però dato che poi abbiamo la giustizia abbastanza lenta in questo senso qua, io proporrei appunto che il Ministero della Giustizia, appena finisce sta tarantella del referendum, si inventi un qualche cosa, faccia un decreto per riempire il Tribunale di Milano, in particolar modo la Procura, per dar modo appunto alla Procura di Milano di prendere e andare ad indagare su quel numero che non deve essere nemmeno tanto basso, di persone che hanno ricevuto dal Montepaschi di Siena dei finanziamenti superiori al €1.000.000. Cioè quelli sono sicuramente persone che devono essere rintracciate. Ovviamente, non chi li ha ricevuto e poi li ha restituiti. Quelli che hanno creato l'insoluto. Quelle sono persone che devono essere assolutamente rintracciate e messe appunto di fronte a quelle che sono le loro responsabilità, perché è vero che i vari funzionari, comitati e cose varie che facevano parte del Montepaschi di Siena
hanno delle responsabilità, ma pure quelli che hanno preso finanziamenti che poi non hanno ripagato, secondo me son colpevoli anche loro, insomma, non è che loro Sì, siano... quando diciamo di indagare sui comitati che hanno erogato i crediti, abbiamo detto La Guardia di di Finanza, indagare su chi ha erogato il credito e su chi l'ha percepito. tanto per tornare ai 5 Stelle, la Guardia di Finanza si è andata a fare accertamenti su chi percepiva il reddito di cittadinanza e ne ha scovati un sacco, ma non voglio essere attaccato anch'io perché parlo di Napoli anziché di Catania, anziché di Bari, ne ha acchiappati un sacco che non avevano diritto a 'sto reddito, no. Allora la Guardia di Cittadinanza, come ha avuto la capacità di prendere, andare ad indagare su quelli che avevano percepito il reddito di cittadinanza senza meritarselo, senza averne i dovuti requisiti, a me lo facesse per questi, perché appunto questi chiaramente sono stati coinvolti, anche solo come semplici partecipi, nel prendere soldi in prestito da una banca sapendo appunto che non li avrebbero mai restituiti. Insomma, e non è che questi sono meno colpevoli di quel poveretto che va al supermercato, si ruba una mela, viene pescata e finisce, viene buttata in galera perché ha commesso il reato di furto e se viene preso in flagranza lo buttano in galera. Cioè questi è doveroso che vengano identificati e puniti. E dato che appunto non tutti sono come certe famiglie importanti italiane che quando il momento piglia acchiappano i cassaforti con dentro tutti i soldi e se li portano via, e io penso che tanti di questi che hanno percepito finanziamenti superiori al 1.000.000 € forse qualcosina ancora ce l'hanno, e questo qualcosina gli deve essere sicuramente requisito. E vediamo, cominciamo un attimino a fare un po', oltre che di pulizia, anche di opera di recupero. Cioè il recupero crediti è una cosa importante, soprattutto in un paese in cui fa sempre fatica ancor di più, a pagarsi per esempio un pieno di benzina, anche a fronte di tutte le varie, cose, di tutte le varie guerre che stanno facendo scoppiare in mezzo mondo. E ecco, però appunto siamo quasi alla fine del nostro tempo, io vi invito a una sintetica conclusione, comunque ripromettendoci di proseguire questi argomenti in un'altra trasmissione anche. Ma la conclusione è che secondo me, anche una commissione inchiesta sull'argomento ha ancora tutti gli elementi per poter agire, perlomeno tirare fuori i nomi, perché, è vero che questi avranno avuto le cosiddette teste di legno, che avranno magari già fatto sparire buona parte di questi soldi, ma almeno pe per così, la soddisfazione degli italiani, sapere chi sono stati, di chi erano amici e che poi, almeno si ricava quello. Vabbè, grazie a Carlo Persano, grazie a Marco Castelli, oggi ti abbiamo fatto parlare poco. No, ma è stato molto bello. Guarda, in chiusura, se ho meno di 20 secondi, Vai. in aggiunta a quello che dice Carlo, la speranza di una commissione è ovviamente non che restituiscano chi di dovere i soldi che saranno già finiti chissà dove probabilmente, ma è quello non tanto solo di far sapere, ma di smascherare il sistema di potere dietro a Monte dei Paschi di Siena, perché a quel punto lì sì che puntare la luce potrebbe, anche se non dovesse avere conseguenze penali, mettere veramente alla luce, cioè portare a galla quella che è una realtà di un sistema di potere nascosto, e già soltanto questo sarebbe una vittoria. Grazie Marco, Carlo, grazie a te. grazie, proseguite ad ascoltare le trasmissioni di Radio Libertà. Ciao.